Metti una mattina di gennaio lungo la bassa trevigiana. Campi alla Ferrarese dove il frumento ha già le prime foglie, alternato al radicchio che il ghiaccio della notte ha arrossito. E in questo paesaggio d'un tratto si posano questi esemplari e non sai più se sei nella Marca o, temperatura a parte, lungo il Nilo. È l'ibis sacro, un uccello famoso fino ai tempi più antichi ed era considerato un uccello sacro dagli egiziani. È arrivato in Italia all'inizio degli anni 90 per una probabile dispersione da alcuni parchi faunistici dove era detenuto in libertà. Come per cinghiali, nutrie, gambero rosso della Louisiana e tartaruga di palude americana, ennesimo errore umano che scompiglia il delicato equilibrio della natura. La riproduzione è molto alta, anche si parla di un più 50% annuo. Il pericolo è che moltiplicandosi come la nutria, l'ibis diventi una sorta di infestante che potrebbe mettere in pericolo la presenza di altre specie. Vive in colonie assieme a ardeidi quali la garzetta, l'airone cenerino, l'airone bianco maggiore e predilige un'alimentazione basata su uova e pulcini, pulli di questi animali. Fortunatamente a seguito di alcuni studi effettuati recentemente, si è visto che l'ibis sacro è un grosso predatore del gambero della Louisiana che sta invadendo i nostri corsi d'acqua. Una presenza in equilibrio quindi tra il nocivo e l'utile, questo ibis sacro venuto dall'Egitto che comunque non può e non deve essere soppresso. L'ibis sacro non è una specie invasiva, ma non è cacciabile. Una bellezza esotica per questa specie che nell'antico Egitto dava la forma al dio Thoth, dio della matematica, della geometria ma anche della magia, che in questi volatili contribuisce a rendere ancora più suggestivi i nostri orizzonti, ma anche l'ennesimo segno di quanto anche una scelta minima come importare una specie possa stravolgere il nostro delicato ecosistema.